Con Veronica Benedetti al termine della partita vinta dal suo Parma per 3-0 sul campo del Comunale di Tavagnacco. È stata una partita facile, una partita complicata, un primo tempo bloccato, poi cos'è cambiato? Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, non siamo state troppo brave a concretizzarle e poi ci siamo sbloccate per fortuna e siamo andati sul 3-0. È un Parma alla nona vittoria consecutiva, quindi un rendimento da schiacciasassi, ma che spesso ha vinto le partite di misura. Forse è questo che vi manca, concretizzare un po' di più quello che costruite, o c'è qualcos'altro? Sì, assolutamente, abbiamo molte occasioni ma non riusciamo sempre a concretizzarle, anche se sono 9 vittorie consecutive non bastano, e ci aspettano partite molto importanti e bisogna lottare fino alla fine. Certo, il campionato è stato lungo, è stato difficile e forse mancano proprio quei punti persi contro delle squadre che erano più in basso nella classifica. Si punta comunque alla Lazio per provare la promozione diretta o si cerca soprattutto il secondo posto? Se si può si cerca la promozione diretta, questo poco ma sicuro, faremo di tutto per riuscirci. Pochi tiri subiti, anzi quasi nessuno nel corso della partita, sono stati frutto di una buona organizzazione, di un Tavagnacco spuntato, quindi c'è più merito vostro o demerito dell'avversario? Sicuramente abbiamo gestito bene la palla con molta calma e niente, siamo riusciti quindi anche a subire meno occasioni rispetto ad altre partite. Adesso il Genoa alla prossima, una squadra decisamente tosta, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita dura, comunque arriva già mercoledì dopo una trasferta lunga e niente, sicuramente faremo di tutto per riposarci in questi giorni e arrivare al meglio per mercoledì. Grazie mille. Con Mister Campi al termine della sfida tra Tavagnacco e Parma, un'altra sconfitta per il suo Tavagnacco, adesso la classifica ovviamente si fa ancora più complicata. Certo, non ci si aspettava di fare punti oggi, ma la prestazione si può dire che sia arrivata o no? Allora, non ci si aspettava di fare punti sicuramente, ma vista la situazione noi giustamente ci proviamo. Abbiamo cercato di giocare in un certo modo proprio per provare a fare punti. Quindi abbiamo cercato di coprire tutti gli spazi possibili ad una squadra che comunque è una corazzata e con tutte le sue interpreti quasi al top. Per cui io dico che comunque le ragazze hanno fatto quello che era stato chiesto. Peccato perché magari sui gol abbiamo commesso delle disattenzioni che sarebbe meglio evitare. Chiaro, non è messo in discussione il risultato e loro una grande squadra. Dopo lo 0-0 del primo tempo, per un istante aveva creduto in una possibile impresa come quella con la Ternana o si aspettava che il Parma potesse cambiare ritmo? Come dice lei, tra l'altro, se non altro i primi 2 gol sono arrivati su 2 disattenzioni evitabili, perché lasciata sola una delle giocatrici che più segna sui calci piazzati, preso il secondo gol sul rilancio del proprio portiere, certamente questo non può rendere felice un allenatore. No, neanche un po', è il terzo un autogol. Per cui no, dispiace per questa modalità per cui abbiamo preso i gol, che erano inevitabili. E in quel momento tutto sommato la tenevamo abbastanza bene sotto controllo, chiaro, a mano che passavano i minuti magari ci difendevamo sempre più basse e loro giravano sempre meglio palla. Speravo che magari coi cambi, mettendo forze fresche, potevamo un pochino ritirarci su e sognavo chiaramente un'impresa come con la Ternana. Considerando, come dicevamo, che era difficile fare punti quest'oggi, forse a un certo punto ha cercato di abbassare, come dice lei, anche troppo la squadra. Abbiamo visto anche la Cacciamali messa larga per tenere la Williams, che stava facendo un po' quello che voleva qui sulla fascia. Forse una scelta un po' troppo anticipata che ha abbassato un po' troppo la formazione, o è stato fatto il massimo possibile? Ma abbiamo cercato di alternare un pochino le soluzioni per cercare di coprire più che potevamo le varie posizioni. È chiaro, Cacciamali nella mia testa in quella posizione poteva essere un'ottima risorsa per poi ripartire forte magari dove c'è più spazio. Non ha funzionato, però oggi era una questione di tanto lavoro per cercare di coprire tutti gli spazi, perché comunque hanno tante soluzioni, tante possibilità, giocatrici che comunque anche a livello fisico molto forti e nell'uno contro uno brave.
quindi eravamo molto impegnati a coprire gli spazi. A proposito di cacciamali, dobbiamo tornare purtroppo sempre sul solito discorso, è un Tavagnacco che di solito riesce a creare pochino, oggi però l'apporto offensivo è stato quasi praticamente nullo con il portiere del Parma che ha toccato il primo pallone al 94esimo. Sappiamo ovviamente anche dei problemi dei cambi con una coperta che è abbastanza corta. Crede che si poteva fare qualcosina di più per provare a tirare o ci si è concentrati soprattutto a difendere e questo forse ha tolto un po' di coraggio alla squadra? Credo che si poteva sperare di fare qualcosa di più sicuro. Speravo di magari in un certo momento della partita di poter riuscire ad alzarci ancora un po', ma in quelli sono stati i momenti in cui abbiamo commesso i 2 gravi errori che ci hanno portato ai gol, che poi chiaro a quel punto lì è difficile anche avere il morale alto, no? Per cercare di attaccare la porta avversaria. Poca produzione offensiva, però in realtà questo Tavagnacco era partito propositivo, mettendo De Maio, Cacciamali e Casellato tutte dal primo minuto. Possiamo aspettarci una rosa del genere anche nel prossimo incontro, che ovviamente lo sappiamo è quasi un match da dentro fuori? Questo lo vedremo, non voglio svelare niente, no, a parte diciamo che si cerca comunque chiaramente di aumentare il peso offensivo, visto che poi abbiamo anche spesso fatto fatica a concretizzare, però bisogna appunto poi stare attenti, vedere poi, dare il merito agli avversari che sono state secondo me veramente molto molto brave nel toglierci proprio ogni possibilità di ripartenza e di palleggio. Perfetto, grazie mister. Con mister Colantuono al termine della partita vinta dal suo Parma 3-0 sul Comunale di Tavagnacco, che gara è stata? È stata una gara più complicata del previsto, ma a fine stagione nulla è scontato, nel senso che anche le squadre che lottano per la salvezza, come il Tavagnacco, ci mettono l'anima, cercano comunque di metterti in difficoltà. Ovviamente la gara è stata in discesa a senso unico, abbiamo avuto il dominio per tutta la gara, è stata quasi un'esercitazione fase di possesso contro fase di non possesso e il risultato ovviamente è ampiamente meritato, quindi faccio i complimenti alle ragazze per l'ennesima vittoria, siamo alla 9ª vittoria consecutiva, la 21ª stagionale su 26, quindi ci stanno avendo costanza, applicazione, determinazione, ma adesso viene il bello, mancano 4 partite, daremo tutto per cercare di dar fastidio a chi è davanti a noi. Una gara dominata, come dice lei, ma chiusa sullo 0-0 nel primo tempo e solo poche settimane fa qui la Ternana non è riuscita a superare questo Tavagnacco. Lei ha cambiato anche qualcosina nella formazione dall'inizio, un po' per far rifiatare qualche titolare o forse aveva sottovalutato l'impegno dal primo minuto? No, abbiamo 3 partite in 7 giorni, quindi era giusto recuperare un pochino di energie all'interno della rosa, abbiamo tante calciatrici valide, quindi abbiamo programmato comunque di far girare un po' tutte le atlete a disposizione in questi 3 match e quindi non abbiamo assolutamente sottovalutato il Tavagnacco, che è un avversario di tutto rispetto, tutte le domeniche comunque sta in maniera molto dignitosa affrontando questo campionato, quindi è stata solo una scelta tecnica, quella di gestire un po' la rosa a disposizione. Primo tempo abbiamo fatto un pochino fatica a trovare varchi, il Tavagnacco si è difeso molto bene e poi nel secondo tempo la qualità è venuta fuori. La 9ª vittoria consecutiva, come diceva lei, giusto qualche settimana fa parlava di un Parma maschile che praticamente con gli stessi risultati era primo, poi purtroppo no. Che cosa è mancato? Qualche punto negli scontri diretti contro Lazio e Cesena, qualche punto sperperato contro formazioni che stavano dietro? Cosa manca a questo Parma per stare lassù? Ma quando vinci 21 partite su 26 ti manca poco, purtroppo nel campionato di Serie B non ti può mancare nulla, perché negli ultimi 2 anni i punteggi delle battistrada sono veramente elevatissimi, quindi ogni minimo errore ti viene punito. Noi abbiamo sicuramente buttato via qualche risultato, partite stradominate con un dominio clamoroso dove il risultato poteva essere solo uno, però ai primi errori commessi in fase difensiva poi dopo ci hanno punito. Quindi zero rammarico, bisogna andare avanti e bisogna comunque provare a recuperare quei punti che abbiamo perso in alcune fasi della stagione, che poi è stato a fine gennaio, inizio febbraio, dove abbiamo purtroppo subito 3 sconfitte consecutive che hanno rallentato quella marcia velocissima che stavamo portando avanti, perché poi abbiamo fatto 9 vittorie consecutive, 3 sconfitte consecutive, adesso di nuovo 3 vittorie consecutive, quindi
diciamo che quello stop, che poi è coinciso anche con i 9-10 infortuni che abbiamo subito, senza trovare alibi, ma che comunque ci hanno tolto qualità, anche perché il Parma ad oggi con le sue calciatrici ha saltato 110 partite, cioè tutte le calciatrici del Parma hanno saltato 110 partite. Basta pensare solo che Cappelletti, che è il portiere titolare, ha saltato 14 partite, quindi non tutte le squadre si possono permettere di perdere un portiere per un girone intero, o di perdere una Fragaros per 18 partite, o una Ferin per 10 partite, o una Cunguli per 11 partite, o una Peruzzo per 14 partite, che sono tutte calciatrici di alta qualità, e quindi quando arrivi a giocarti dei match di altissimo livello, se non hai tutta la rosa a disposizione, qualcosa puoi pagare, però ribadisco, non guardo indietro, guardo solo avanti, e allo stesso tempo voglio fare i complimenti alle battistrada, perché stanno facendo tutte un grandissimo campionato, quindi una Serie B in vetta veramente di altissimo livello. Un'ultima domanda proprio sulle squadre che sono lì in vetta. C'è questo quartetto, voi, il Cesena, la Ternana e la Lazio, che sono tutte appaiate lì davanti a pochissimi punti. Forse la differenza proprio con una squadra come la Lazio sta nel come vengono impostate le partite e poi nei risultati. Mi spiego meglio: una Lazio magari chiude tante partite con delle goleade, voi invece ne avete vinte 9 di seguito, punterete alla 10ª, ovviamente con il Genoa, ma tante volte di misura o comunque con punteggi risicati. Secondo lei questo è un merito della sua squadra per dimostrare la concretezza di una rosa che gioca sempre bene e punta alla concretezza, o è forse un demerito perché dovete finalizzare di più rispetto a quello che create? Ma sicuramente è un merito quello di riuscire a controllare tutte le partite e a decidere il destino delle partite con quelli che sono i propri principi. È un demerito quello di non riuscire a chiuderle in maniera un pochino più rapida come fanno altre squadre. C'è da dire che la Lazio lo scorso anno ha fatto 73 punti in Serie B, ha perso lo spareggio per andare in Serie A, ha mantenuto lo stesso organico, lo stesso staff tecnico, è ripartito da quei 73 punti, li ha incrementati con degli acquisti di altissimo livello, e quello che sta facendo è anche frutto di una continuità aziendale di alto livello. Stesso discorso vale per la Ternana, mentre il Cesena sta facendo un campionato fuori dal normale, e quindi c'è da fare i complimenti a mister Conte e alla sua squadra giovane e forte, che sta conducendo veramente un campionato fuori dal normale. Quindi siamo lì tutte e quattro, stiamo dando vita a uno spettacolo interessante, quindi ce lo godiamo fino in fondo e poi andiamo a guardare la classifica. Perfetto, grazie mister e complimenti. Arrivederci.